telespettatori, benvenuti a Calabria allo Specchio. Vi presento subito il nostro ospite di stasera in attesa dell'altro ospite che probabilmente arriverà molto più tardi e quindi non so se riusciamo ad avere un confronto. In ogni caso terremo conto di questa diciamo inconvenienza. Il nostro ospite di stasera è Ignazio Messina di Italia dei Valori. Benvenuto. Bentrovati, grazie dell'ospitalità. Ignazio Messina è candidato per Italia dei Valori a questa tornata elettorale delle elezioni europee. Sapete che il 25 maggio si vota per il rinnovo del Parlamento europeo, domenica in un'unica giornata si vota dalle 7 di mattina alle 23 di sera, non potete tornare il giorno dopo a votare perché si vota in un'unica giornata e si rinnovano in Calabria 151 amministrazioni comunali e quindi diciamo un bel test politico. Sicuramente. Lei è candidato in tutte le circoscrizioni dei collegi che sono a livello europeo? Sì. E quindi è diciamo capolista in tutte le circoscrizioni? Sì, da segretario nazionale del partito mi è stato chiesto di guidare il partito, chiaramente con spirito di servizio, quindi ovviamente da questo punto di vista, per dire che l'Italia dei Valori riscende in campo col proprio simbolo, con una lista rinnovata, tutta di facce nuove, di persone normali per portare avanti delle buone idee. Ecco. Senta, tutti si aspettavano, anzi così si sussurrava all'inizio, prima di presentare le liste e quindi di ufficializzarle, che a candidarsi invece sarebbe stato Di Pietro. Perché questo passo indietro di Di Pietro? No, ma non invece. Di Pietro dà una mano. Di Pietro è un leader politico che ha capito, contrariamente ad altri, vedi Berlusconi, che nonostante sia incandidabile si mette ancora in gioco nel tentativo di far credere che è lui da votare. Lei si riferisce al fatto che Berlusconi mantiene il nome Berlusconi sulla scheda? Certamente sì, cioè io credo che nel nostro paese soltanto, perché non esiste un altro paese civile al mondo dove chi ha avuto una condanna a 4 anni con sentenza passata in giudicato per frode fiscale, peraltro un reato molto grave soprattutto per chi deve occupare le istituzioni, anziché scontare la pena si ritrovi in televisione a far politica e magari nelle istituzioni anche a fare lo statista e il riformatore. A voi come Italia dei Valori fa più paura Berlusconi con questo nome che mette sul simbolo anche se lui non è candidato? O fa più paura Grillo che invece batte i pugni? Lei sa che hanno fatto questa promozione, una canzoncina che battono tutti i pugni perché loro cambieranno tutte le regole dell'Unione Europea, distruggeranno tutte queste regole inique che hanno distrutto il paese, eccetera. Ma guardi, Grillo invece di battere i pugni sui tavoli, tra l'altro ha questa sindrome da Highlander, no? Rimarrà lui solo e probabilmente rimarrà solo. E lui è da un anno con 150 parlamentari in Parlamento italiano e non ha fatto assolutamente nulla. Ora pensare di rispacciarsi come il nuovo che andrà a fare qualcosa in Europa, io credo che oggi non ci sia bisogno di qualcuno che batte i pugni o salga sui tetti, c'è qualcuno che fa delle riforme serie, che sia credibile e credo che Grillo da questo punto di vista non ne ha fatto nemmeno una. Dall'altra parte Berlusconi, io dicevo prima, è solo l'anomalia italiana di un condannato che fa politica anziché scontare la pena. Detto questo, a noi non interessa né l'uno né l'altro, loro si stanno spartendo una torta del 30% degli italiani. Noi vogliamo rivolgerci al 60% degli italiani che invece hanno detto non di essere indecisi, ma di non voler votare. Cioè non volete andare a pescare anche nell'elettorato d'Italia dei Valori, di Grillo e di Forza Italia? Non ci importa nulla. Noi dobbiamo parlare col 60% delle persone che non vogliono votare, questa è l'anomalia, e sono persone normali, persone che non si sentono rappresentate né da Grillo, né da Berlusconi, né da PD. E noi riteniamo di parlare con queste, con buone idee. Vedete, c'è una campagna elettorale strana, dove tutti litigano l'uno con l'altro, ma non ho sentito da nessuno una proposta. Cosa faranno nelle istituzioni? Ecco, noi e cominciamo a sentire cosa farete voi. A me è questa vostra, intanto dappertutto ci sono questi mega manifesti che ha fatto Italia dei Valori dove lancia i propri slogan, ma quello che primeggia su tutti è europei e non tedeschi. In che senso?
nel senso che certamente non ce l'abbiamo col popolo tedesco, ma ce l'abbiamo con la politica della Merkel, che sta massacrando i paesi deboli dell'Europa. Noi vogliamo un'Europa diversa, noi vogliamo essere in Europa, ma far parte dell'Europa, non essere subordinati alla politica della Merkel, che sta occupando, ci sono occupazioni militari, ci sono occupazioni economiche. La Merkel sta occupando i paesi più deboli da un punto di vista economico, danneggiando la nostra economia. Allora, quello che vogliamo è andare in Europa, lo abbiamo già fatto in questa legislatura, i nostri parlamentari dell'Italia dei Valori hanno fatto una battaglia, per esempio, per non aprire il mercato europeo al Marocco, che ha fatto entrare i prodotti, che sono quelli che danneggiano il sud dell'Italia, le nostre migliori fanno maggiore concorrenza. che fanno maggiore concorrenza, per poi esportare in Marocco dei prodotti delle industrie meccaniche tedesche. Ecco, noi abbiamo detto no, ci sono stati parlamentari italiani, non dell'Italia dei Valori, che hanno detto sì a quell'accordo. Ecco, a noi questa Europa non piace, noi vogliamo un'Europa dove l'Italia si faccia rispettare a partire dai propri interessi e interessi del Onorevole Messina, però noi dobbiamo far comprendere ai nostri telespettatori, agli elettori, a tutti quelli che io suggerisco e io esorto, andate a votare per questo appuntamento del rinnovo del Parlamento europeo, perché in questa circostanza di questa elezione è importante andare a votare, perché l'Italia in questa occasione ci gioca una scommessa importantissima. Uno, perché a partire da luglio, quindi con il rinnovato Parlamento europeo, con il rinnovato Consiglio d'Europa, con la rinnovata Commissione europea, perché saranno tutti rinnovati questi organismi, all'Italia si gioca il primo semestre con tutto questo cambiamento in corso. Quindi l'Italia deve cercare di mandare più parlamentari europei che la rappresentano in Europa, quindi tutti dobbiamo sentire il diritto-dovere di andare a esprimere il nostro voto. E per esprimere il nostro voto ricordatevi che dovete scegliere un simbolo e poi avete la possibilità di 3 preferenze, rispettando anche il genere. Potete votare 2 donne e un uomo, 2 uomini, una donna, 2 uomini, una donna, ma ricordatevi che se non lo rispettate il terzo voto si perde. Quindi è importante dare anche queste informazioni perché la gente capisca in che modo deve votare, anche perché io devo dire che in questa campagna elettorale che si sta facendo nessuno cerca di chiarire fino in fondo le idee agli elettori e invece vanno chiarite. Io so che lei sta facendo un giro in tutta Italia, poi con particolare attenzione a quella che è la comunicazione mirata nei confronti dei cittadini, con gazzebi dove la gente viene, voi informate, eccetera. Però noi dobbiamo far capire alla gente che l'Italia non ha avuto rispetto di se stessa con la classe dirigente e con la classe politica che c'è stata per farsi rispettare in Europa e che quindi non è la Merkel che deve avere tutte le responsabilità, sì o no? Ma vede, l'Europa è stata sempre considerata dall'Italia come il cimitero degli elefanti, da tutti i partiti, no? Quando c'era un politico trombato, magari avanti con l'età, lo mandavamo in Europa. Bene, non si è capito che invece gli altri paesi più furbi di noi hanno mandato soggetti validi, competenti, hanno preso tutte le risorse e poi hanno trovato in Italia le regioni che hanno, cioè hanno trovato nei loro paesi le regioni che hanno utilizzato i fondi europei. Da noi invece è successo che abbiamo mandato soggetti incompetenti al fine carriera, c'è ancora Mastella che corre per le europee per capirci, e dall'altra parte le regioni invece di spendere i soldi li hanno sempre restituiti. E allora a questo punto è chiaro che l'Europa non diventa un'opportunità come dovrebbe essere, ma diventa un peso. La Merkel però, e questo noi evidenziamo, dovrebbe fare una politica diversa, perché anche la Merkel è stata in difficoltà e quando è stata in difficoltà la Germania, l'Europa l'ha aiutata. Quando parliamo dello sforamento del famoso 3%, attenzione, io sono per non sforarlo, però la Germania è andata oltre il 5%. Però l'ha saputo utilizzare, l'ha razionalizzato, ha raggiunto gli obiettivi che doveva raggiungere. Sì, però noi dobbiamo parlare non di un'Europa con una moneta unica, perché qualcuno dice il problema è l'euro sì, euro no.
problema non è l'euro, il problema è come usi l'euro, perché la Germania con la stessa moneta c'è diventata ricca, l'Italia con la stessa moneta c'è diventata povera, perché il giorno stesso in cui l'euro è entrato nel nostro paese sono state due diverse valutazioni. Abbiamo cambiato al 50%, cioè quello stesso giorno abbiamo perso il 50% del nostro potere d'acquisto, quindi il problema è come ne fai l'uso. Però il problema è che o il paese più forte aiuta il più debole a diventare più forte, oppure non è un'unione monetaria che risolve il problema, deve essere un'unione politica. È come se noi in Italia avessimo il sud e il nord totalmente sganciati, un po' come vuole la Lega, no? Abbandoniamo il sud e corriamo verso il futuro solo col nord. È chiaro che non funziona, se facciamo parte di uno stesso paese dobbiamo creare una solidarietà economica che consenta di portare avanti tutti, anche perché il nord senza il sud non ce la fa, così come, attenzione, Germania, la Germania senza l'Italia, senza paesi importanti come il nostro non ce la fa nemmeno lei. Ma infatti loro spingono affinché l'Italia possa superare i problemi, richiedono anche rigore, perché diciamoci la verità, un paese che non sa rispettare, che non sa far pagare le tasse al proprio popolo, no? Che c'è un'evasione fiscale enorme, un paese che con la corruzione si calcola che addirittura mette in circolo 60 miliardi che non si sa dove vanno a finire. E allora è un paese che non può essere rispettato dal nord Europa, no? Attenzione, non mette in circolo, perde 60 miliardi per la corruzione, è il costo della corruzione del nostro paese. Ma li mette in circolo nelle tasche di persone che non pagano neanche le tasse. 120 miliardi è il costo dell'evasione fiscale ed è chiaro che dobbiamo combatterla. Però l'Italia ha bisogno da un lato del rigore, ma la politica dell'austerity non paga, perché alla fine ha impoverito il cittadino italiano, il popolo italiano che non riesce a riprendersi. Allora qui c'è bisogno di sviluppo economico, grande rigore nella lotta all'evasione fiscale e alla corruzione, alla mafia aggiungo, perché anche questo è un costo enorme per le nostre comunità di cui nessuno parla. L'Italia dei Valori è rimasto l'unico partito che lotta alla mafia nelle piazze, per le strade, con le iniziative per vendere i beni confiscati alla mafia. Sembra passato di moda parlare di evasione, di corruzione, di lotta alla mafia, come se fossero problemi risolti, e sono quelli i veri problemi. Dopodiché dobbiamo dare alle imprese e ai cittadini la possibilità di essere competitivi, perché se no il nostro paese non si mette in moto. Austerity non serve, serve un rigore nel rispetto delle leggi, perché dobbiamo rispettarle tutti, non può esserci che chi viene condannato ma ha un nome altisonante finisce per una decina di giorni ai servizi sociali a fare assistenza agli anziani. Senza fare nomi. Senza fare nomi, ma possiamo fare i cognomi Berlusconi, perché noi lo diciamo pure, perché qualcuno dice anche no, ma sempre di questo dobbiamo parlare. Ma voi lo conoscete un altro paese? Ma lei come giudica, per esempio, l'iniziativa di questi intellettuali della sinistra che vogliono raccogliere le firme perché si annulli questa decisione da parte del Tribunale da mandare Berlusconi ai servizi sociali? Ma guardi, che c'entra questa raccolta di firme? Ma secondo me c'entra poco, e aggiungo, il rispetto della legalità non è né di destra né di sinistra, una legge la rispetta chi è di destra e chi è di sinistra. La sinistra è ideologizzata, così come la destra è ideologizzata, non risolve i problemi. Allora io credo che invece ci debba essere un rispetto delle sentenze, questo sì, però ci sono anche le anomalie e vanno realizzate e vanno eliminate. Una per tutte, nel rispetto dei magistrati, ma che senso ha mettere all'interno di una sentenza, dico, noi dell'Italia dei Valori siamo sempre stati a fianco dei magistrati e delle forze dell'ordine, noi dico, che senso ha mettere come prescrizione, ma vediamo se vai in giro a offendere i magistrati? Scusatemi, c'è bisogno di scriverlo. Se un magistrato si sente offeso, querela chi lo sta offendendo, e allora capite, è tutto anomalo. La verità è una, il nostro paese va male perché oltre a una giustizia lenta non c'è la certezza della pena. La certezza della pena è vieni condannato, sconti la pena. È anomalo. Vuole dire che la legge non è uguale per tutti. Voglio dire che la legge non è uguale per tutti, e quindi la rivoluzione vera dell'Italia è quella di far diventare l'Italia un paese normale, dove tutti rispettano le leggi e dove tutti nel caso di violazione subiscono la stessa condanna. Allora vedete che la macchina si mette in moto. Ma che lezione abbiamo dato ai nostri giovani nel momento in cui chi non paga le tasse, frode fiscale, viene condannato a 10 giorni, no, voglio completare, mi scusi, a 10 giorni.
questo significa che chi è onesto e non ha mai pagato e ha sempre pagato le tasse, rispettato la legge, si sente quasi un fesso. E chi invece prova a fare una cosa diversa dice: ma alla fine che rischio? 10 giorni in comunità a dare una mano agli anziani, ma vale la pena? Allora sì. non può funzionare così, Ma certo, perché se no non ci andiamo avanti. Ma sa dov'è il peccato originale? Il peccato originale sta nel fatto che Berlusconi da sempre ha rifiutato questa sentenza, l'ha negata e dice, peraltro io volevo far capire alla gente perché, ma un condannato che dice che è innocente, ma vi pare che in Italia ci sia un condannato, anche se non si chiama Berlusconi, che si chiama in un altro modo, che dice di essere colpevole, che è colpevole, no, certo. e dice che fino alla fine dirà che è innocente. Ecco, Valletta sempre in questo modo, con naturalezza, con serenità, e quindi Berlusconi non dirà mai che lui è colpevole, dirà sempre che anche la sentenza definitiva di terzo grado che lo condanna dirà no, è ingiusta perché io sono innocente. Vabbè, ho capito, ma uno Stato deve fare rispettare le proprie istituzioni e le proprie leggi, se no non è uno Stato democratico. Cioè, il nostro Stato è talmente garantista che abbiamo 3 gradi di giudizio, ma se io sono condannato in primo grado, faccio l'appello, sono condannato in secondo grado, vado in Cassazione, mi condannano anche in Cassazione, ma può darsi che ho commesso il reato? Può succedere, a qualcuno il dubbio dovrebbe venire. Forse sarebbe il caso di togliere quel può darsi. No, dico può darsi evidentemente. Perché se noi continuiamo a dire che può darsi... No, può darsi, nel senso è ironico il mio, nel senso che evidentemente c'è un reato che è stato accertato e c'è una pena da attribuire. Cioè, l'anomalia è non avere certezza. Di tre giudizi, se non hanno carte d'appoggio, se non hanno fatti concreti, non è che possono procedere, peraltro con fior di avvocati che difendono Berlusconi. Berlusconi ha potuto avere il massimo in termini di difesa, perché d'altronde chi più di lui può permettersi avvocati illustri. Se in 3 gradi di giudizio è stata confermata la condanna, l'unica cosa da fare è quella di rispettare la sentenza e avere la certezza della pena. Certo, questa raccolta di firme la trovo anch'io fuori luogo e lasciamo che siano i tribunali a decidere se Berlusconi si merita o no i servizi sociali e se Berlusconi rispetta le norme che questa sanzione merita. Però un fatto è certo e va sottolineato, la norma dice che il condannato deve riconoscere la sentenza dei magistrati, e qui non c'è riconoscimento, la deve rispettare e deve porsi nelle condizioni di volersi redimere, e cioè recuperare in termini di su quello che è la sanzione che lui ha ricevuto, e mi pare che tutte queste cose non c'erano. Quindi c'è stata già, voglio dire, una forzatura e un voler essere generosi nei confronti di Berlusconi. Ma poi vi pare normale, ripeto, vieni affidato ai servizi sociali, va bene, previsto dalla legge, vieni condannato a questo. Previsto dalla legge, però non c'erano neanche i presupposti. Non c'erano i presupposti, ma se i magistrati li hanno attribuiti vuol dire che i presupposti ci sono. E rispettiamo. Ma rispettiamo la sentenza. Però il problema dell'anomalia è che se io sto scontando una pena, vado la mattina ai servizi sociali, dopodiché finisco, torno a casa e devo stare lì. Non è che sto in giro per televisioni di famiglia a far politica. Questo è il problema vero. L'anomalia è quella, poi alla fine. L'anomalia è quella. Perché nessun altro, ci sono tanti altri affidati ai servizi sociali, ma non li vediamo in televisione. Questo è il problema vero. Stanno a casa e la polizia va a controllare che stiano a casa. C'è quell'adagio di Orwell che dice che tutti gli animali sono uguali, ma c'è qualcuno che è uguale degli altri. E quindi a questo punto io direi che dobbiamo passare ad altro. Sì, direi di parlare di quello che vuol fare l'Italia dei valori in Europa, perché è fondamentale. Però io chiedo, Italia dei Valori, che fino a un anno fa, forse anche qualcosina in più, era un partito fortemente presente e radicato in questo Paese, peraltro con dei consensi importanti, che era arrivato persino a 2 cifre, ma diciamo poteva contare su un bel 8%. Come ha fatto ad arrivare e a perdere e a ridursi, che oggi quando si parla di consensi non si riesce mai a superare l'1,50 e il 2%? Per cui io dico, intanto vorrei capire perché, onorevole Messina, perché lei è una persona che ha sempre lavorato, peraltro ha fatto
varie cose politicamente. Lei è stato bravissimo sindaco in Sicilia, lei è stato un bravissimo parlamentare dell'Italia dei Valori, adesso si è assunto anche l'incarico, e peraltro ha avuto anche incarichi nel partito perché come commissario è stato anche in Calabria a seguire il partito. Ecco, come ha fatto a disperdere tutto quel patrimonio di consenso Italia dei Valori e oggi si ritrova a dover affannare per riuscire a superare il 4%, sperando che riusciate a farlo. Certo, ma ce la faremo senz'altro, su questo non c'è dubbio. L'Italia dei Valori in un certo momento storico ha fatto anche degli errori, oggi abbiamo rinnovato profondamente, per cui abbiamo riconosciuto i nostri errori. Quando cresci spesso ti ritrovi anche ad avere a che fare con soggetti che non hanno niente a che vedere con te e che ti inquinano profondamente. Li abbiamo messi alla porta. Chi aveva da prendere dal nostro partito l'abbiamo messo fuori, l'abbiamo buttato via e abbiamo ripreso il nostro cammino partendo dalla legalità e dalla questione morale. Ricostruire è sempre complicato, ma il nostro DNA è forte e da quello vogliamo ripartire. Questo è quello che è accaduto all'Italia dei Valori. Poi, vede, noi in Parlamento abbiamo fatto battaglie straordinarie, dentro e fuori le istituzioni. Voglio ricordare il no al nucleare, legittimo impedimento, l'acqua pubblica con le associazioni, no al porcellum, tutte battaglie. Hai voglia Grillo a stare lì a battere i pugni sul tavolo, dopo un anno non ha fatto nulla, con 150 parlamentari. Noi lavoravamo dentro e fuori le istituzioni. Abbiamo pagato un prezzo altissimo politicamente per essere l'unico partito che si è opposto al governo Monti. Vi ricordate? Un governo del rigore, quel governo che ha inventato quella riforma Fornero. Noi siamo in piazza perché stiamo raccogliendo le firme per l'abolizione della riforma Fornero, che ha creato 300.000 esodati ancora oggi, padri di famiglia che si trovano a lottare con i figli per avere un posto di lavoro perché sono disoccupati, dovevano essere pensionati e grazie alla Fornero sono disoccupati, per creare nuova occupazione. Questa è l'Italia dei Valori. Allora capite bene il lavoro che stiamo riprendendo da fare. E poi l'errore che è stato fatto, non lo dico con franchezza, è stato per le elezioni nazionali, dove noi abbiamo fatto un errore e io vedo che molti partiti oggi lo stanno facendo. Abbiamo puntato all'asticella anziché a costruire consenso, superare uno sbarramento. Io vedo queste strane accoppiate, no? Alfano con Casini. Ma cosa faranno il giorno dopo, ammesso che superino l'asticella e credo ho dubbi che la superino, ma ognuno ritorna per i fatti suoi, c'è un inganno elettorale per avere consenso. Noi abbiamo puntato a rilanciare il nostro simbolo e le nostre idee, puntando a creare consenso e c'è sempre quel 60%, lasciamo litigare gli altri levandosi rubacchiando un voto con l'altro. Noi vogliamo parlare col 60% dei cittadini italiani che non si sono sentiti rappresentati da nessuno e con quel 10% a cui lei faceva riferimento che ha votato l'Italia dei Valori. L'Italia dei Valori ha deluso a un certo punto chi l'ha sostenuta, oggi riprende il cammino, con orgoglio e con il nostro simbolo, credo vada premiato anche il coraggio. Alle elezioni nazionali noi non ci siamo presentati, abbiamo fatto un grande errore, perché tu in politica devi esserci, se non ci sei non rappresenti nessuno, certo, e quindi è la scelta che abbiamo fatto. Senta, fra qualche giorno scenderà in Calabria per il suo tour, naturalmente per la campagna elettorale europea, il segretario della Lega Salvini. E già c'è un rumoreggiare alla Lamezia, c'è gente che contesta, dice ma Salvini viene a raccogliere voti in Calabria per le elezioni europee dopo che continuamente non fa altro che demonizzare le classi meridionali, la classe politica del sud, le popolazioni del sud. Ora, che significato ha tutto questo? Ma io credo intanto che il popolo del sud è talmente ospitale che farà passare Salvini. E però Salvini ha sparato fino a ieri l'ultima cretinata, vendiamo Lampedusa ai tedeschi. Cioè, ma lui non ha idea di ciò che significa vivere al sud e cercare di rialzare la testa. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo fatto una scelta profondamente diversa. All'interno del nostro partito c'è il Partito del Sud che ha presentato un suo candidato, anche qui in Calabria, a dimostrazione che noi vogliamo puntare da chi è più debole ma che può diventare più forte avendo grandi risorse, ma che venga a prendere voti. Io credo che la risposta dal Sud Salvini l'avrà il giorno dopo le elezioni, perché poi ognuno è libero di girare dove vuole, ma poi il 25, il 26 si renderà conto di quanto il Sud possa cadere nella trappola di Salvini. Dico obiettivamente. Ma è possibile che l'elettorato e i cittadini in genere possano essere così sottovalutati dalle classi politiche a pensare che dopo che sono stati offesi per anni
arrivano qui e possono raccogliere Ma consenso. guardi, io sono rimasto stupito l'altro giorno in una trasmissione, per cui è stato detto pubblicamente e quindi non dico nulla di nascosto, di segreto, c'era il segretario del Partito Socialista, Nencini, ci siamo confrontati su alcuni temi del lavoro, poi a lui è stato chiesto, ma perché, visto che siete insieme al PD alla Camera, siete insieme al PD in Europa, fate parte tutti del PSE, perché non fate il partito insieme? La risposta è stata agghiacciante: due gatti prendono più topi. Ecco, vede, la differenza sostanziale è tra chi fa politica per parlare con i cittadini e creare consenso e fare gli interessi della gente e chi considera invece i cittadini merce di scambio, gente da prendere per farci su carriere politiche. Noi di Italia dei Valori abbiamo fatto una scelta profondamente diversa, pagando prezzi alti ma con orgoglio e a testa alta, e quindi questo chiediamo che venga premiato. Se superate il 4% e quindi riuscite ad avere parlamentari europei, dove andrete a sedervi? Nel PSE, nel PPE? No, noi da sempre facciamo parte, da 14 anni, siamo l'unico partito italiano dei liberal democratici, quindi dell'ALDE, e lì torneremo a sederci, sempre che i liberal democratici portino avanti gli interessi anche dell'Italia. Fino ad oggi l'hanno portata avanti, nessuno al Parlamento europeo l'ha fatto, ma il problema non è dove ti vai a sedere, ma cosa vai a fare. Noi per esempio vogliamo dirlo con franchezza, portare persone serie al Parlamento europeo significa portare persone che non hanno scheletri negli armadi. A me ha scandalizzato molto la candidatura di Scopellitti, non perché si sia candidato Scopellitti, ma perché il ministro dell'Interno, segretario di un partito, e il ministro dell'Interno dovrebbe far rispettare la legge, le sentenze, anziché fare rispettare, ha candidato un soggetto che era stato condannato in primo grado, per carità, condannato a 6 anni per falso in bilancio. E allora capite il messaggio che diamo se il ministro dell'Interno mette tra le sue fila un candidato in primo grado a 6 anni per falso in bilancio? Che qualità portiamo? Noi allora diciamo... Lei vuole dire che al di là che naturalmente Scopellitti è innocente secondo lo Stato italiano e le garanzie dello Stato italiano fino a sentenza definitiva di terzo grado, però c'è una questione politica, dice lei. Ma no, ma non c'è una questione morale. Ma mi spiega per quale motivo un soggetto è costretto a dimettersi da presidente della regione e di contro si può candidare al Parlamento europeo? Ma che senso ha? Se non può continuasse a fare il presidente della regione, ma che senso ha? Intanto se non la legge farlo? Severino non lo consentirebbe. Benissimo, e allora se c'è una legge che non consente che possa fare il presidente della regione, ma mi fate capire per quale motivo di contro può andarsi a candidare in Europa? E Ma ecco il intanto tema vero. Scopellitti è candidato col nuovo centrodestra e l'UDC che hanno fatto... Va ricordato col ministro degli interni Alfano, per questo va detto, perché non possiamo far finta di nulla che il ministro dell'interno candida nella sua lista chi ha riportato in primo grado una condanna così grave a 6 anni, tanto che ha comportato le dimissioni da presidente della regione. Ma lei che dice, alla luce delle sue considerazioni, lei ritiene che sarà eletto Scopellitti? Ah, non lo so, bisogna appellarsi all'intelligenza e alla sensibilità dei cittadini del Sud e della Calabria in particolare. Questo è il tema. Se Scopellitti verrà eletto, evidentemente l'affermazione della legalità si allontanerà un po' dalle nostre terre. Ecco il tema vero. Per cui quello che va fatto è proprio questo, è verificare e sollecitare i cittadini. Allora, 60% dei cittadini italiani, siciliani, calabresi, che non avete intenzione di andare a votare, avete anche ragione, perché la politica fino ad oggi ha deluso profondamente, ma state attenti, perché se non votate voi, gli amici degli amici vanno a votare comunque e alla fine qualcuno lo eleggono. Allora io quello che invito a fare le persone per bene, indignate, quelle che vogliono rimanere a casa, guardate che è un'occasione straordinaria, parliamo della costruzione del nostro futuro e della garanzia di futuro per i nostri figli. Scendete in campo, l'Italia dei Valori è a disposizione, ma scendete in campo a prescindere. Onorevole Messina ha fatto uno spottone pubblicitario, va benissimo. Però non ho parlato del programma dell'Italia dei Valori in Europa. Benissimo, però io lavoro al centro, imprese al centro, la possibilità di pagare le stesse tasse in Italia e in Europa. Non è possibile che in Italia le imprese, piccole e medie imprese, pagano il 46% e le imprese in Europa pagano il 21%. Non è possibile che gli stipendi dei lavoratori italiani siano, chi ce l'ha, 1.500 euro e in Germania, Inghilterra, Francia a 2.200-2.300 con un costo della vita più basso. Tutto questo è giusto, ma è giusto che le politiche italiane e nazionali si pongano questo problema e che li affrontano secondo un equilibrio e una legalità e una giustizia, un'armonia nel rispetto di quelli che sono i bisogni di questa società. Però io adesso le chiedo, siamo quasi alla fine,
onorevole Messina. Naturalmente si affronta questo appuntamento delle europee che è il 25 maggio, quindi siete tutti impegnati in questa campagna elettorale ed è giusto che sia così, però voi non potete dimenticare che la Calabria andrà al voto, credo in autunno, anche se c'è qualche dubbio da qualche giurista che tira fuori che forse si potrebbe votare anche a luglio. Comunque questo lo sapremo fra qualche settimana. Comunque entro l'autunno si vota sicuramente. Si vota sicuramente. Voi che farete? Andrete a fare una lista di centrosinistra? State lavorando in questo senso? Ma noi siamo rientrati in tutta Italia nella coalizione di centrosinistra, lo stiamo facendo in questo momento in Piemonte, in Abruzzo, nelle più grandi città. A Firenze noi siamo l'unico partito alleato col nostro simbolo, col Partito Democratico a sostegno del candidato Nardella, per dire. Lo stesso vogliamo fare in Calabria, ricostruire un centrosinistra che si opponga a questa destra che ha devastato la Calabria, e costruirlo insieme significa non uno subordinato all'altro. L'Italia dei Valori non si subordina a nessuno, ma vogliamo confrontare le nostre idee con quelle degli altri alleati e scegliere le candidature migliori. Noi, per intenderci, proponiamo per la scelta del presidente della regione del centrosinistra le primarie di coalizione, e l'Italia dei Valori dichiara di partecipare a queste primarie se avendo le persone giuste, mettendo anche un candidato dell'Italia dei Valori alla presidenza. È chiaro che però il giorno dopo saremo tutti insieme a portare avanti lo stesso progetto. Questo è l'obiettivo dell'Italia dei Valori per la Calabria. Noi abbiamo concluso qui, naturalmente in bocca al lupo perché lei possa raggiungere l'obiettivo che si prefigge, il superamento del 4%. 4,2 ho scommesso pubblicamente. 4,2, naturalmente subito dopo, quella stessa sera, noi la invitiamo a partecipare alla nostra trasmissione. Sapete che lo faccio ben volentieri. Alla nostra trasmissione che in diretta darà tutti i dati relativi non solo al risultato del Parlamento europeo, ma anche dei 151 comuni che andranno al rinnovo delle proprie amministrazioni. Dove l'Italia dei Valori è presente in molti di questi, proprio nell'ambito della coalizione del centro-sinistra, per provare a cambiare le cose, perché se non parti dal territorio le cose non le cambiano. Grazie onorevole Messina, noi adesso aspettiamo che possa arrivare l'altro ospite in modo da poter concludere la nostra trasmissione. Grazie. Grazie a voi. Ed ecco che è arrivata l'onorevole Picerno, candidata capolista per il Sud, per il Partito Democratico. Noi l'aspettavamo, avevamo un altro ospite che è andato via, non avete fatto in tempo ad avere questo incontro, questo confronto politico. E comunque grazie, anche se è arrivata in ritardo, perché lei sta facendo un tour per la Calabria per cercare di spiegare ai calabresi il significato di questa candidatura e del perché il Partito Democratico ha puntato in tutti i collegi a 5 donne come capoliste. Sì, intanto ha un valore, le 5 candidature di cui lei parlava hanno ovviamente un valore simbolico, perché questo paese ha ancora molto bisogno di simboli, come noi crediamo, e candidare 5 giovani donne capolista nel paese nel quale l'opportunità molto spesso è una parola vuota di cui non si comprende appieno il significato. Penso a cosa significa per esempio per i tanti ragazzi che nascono qui e che sono costretti a dover andare via per trovare per esempio un lavoro. Penso alle tante donne, pensiamo ai dati sull'occupazione femminile, che fanno fatica a realizzarsi nel mondo del lavoro, e quindi individuare 5 giovani donne che sono comunque legate ai propri territori e che hanno caratteristiche diverse significa raccontare in qualche modo il paese che vogliamo l'Italia diventi. Il vostro partito ha accettato queste candidature oppure ha fatto una forzatura Renzi per far vedere che lui comunque punta sulle donne, che dà valore alle donne? Ma guardi, intanto mi piace ricordare che le liste sono state approvate all'unanimità dalla direzione nazionale, quindi se ci fosse stato qualche mal di pancia non avremmo avuto un voto unanime che invece abbiamo avuto. Poi è ovvio che i cambiamenti che servono al nostro paese, perché questo paese vive insomma, ha conosciuto 20 anni di palude, di sabbie mobili, i cambiamenti passano anche attraverso delle decisioni che qualche volta sono forti, no? E questa è una delle decisioni importanti, forti, che ha preso Matteo Renzi, una delle tante, potremmo citarne molte altre. Adesso ne parliamo naturalmente, però io le chiedo, lei è già parlamentare nazionale,
Peraltro ha un incarico importante all'interno della direzione nazionale, sì, della segreteria, quindi una giovane donna che ha già tanta esperienza alle spalle, ma è eletta al Parlamento europeo. Che fa? Lascia il seggio nazionale? Certo, sì, sì, io sono una che fa le battaglie, che ingaggia appunto battaglie solo quando crede nelle cose che fa, evidentemente, altrimenti non mi sarei nemmeno candidata, quindi lascerò il seggio alla Camera con un qualche dispiacere, perché sono stati anni importanti per me di crescita, e ho avuto l'occasione, l'onore e l'onere di occuparmi di cose importanti per la mia terra, per la mia Campania, per la mia Caserta, e però lo faccio con lo slancio, la passione e l'entusiasmo di chi sa di doversi andare a occupare di cose molto importanti, perché da Bruxelles e da Strasburgo passano le decisioni che sono fondamentali per il futuro di tutto il nostro mezzogiorno. Quindi con la stessa passione con la quale mi sono occupata di Caserta della Campania mi occuperò ora di tutto il mezzogiorno. Onorevole Picerno, lei è in Calabria, ma lei sa che in Calabria ci sono candidati calabresi che vogliono e aspirano di arrivare o di ritornare in Europa, a cominciare da Pirillo, da Arlacchi, che sono due uscenti e che ritornano, che vogliono, sono candidati, a cui si aggiunge Maiolo, calabrese, e Pittella, che è anche lui uscente, vicepresidente del Parlamento europeo. E lei sa che con la nuova legge che è stata approvata si fanno 3 preferenze alle europee, che devono scrivere i nomi di chi preferiscono, scegliere il partito e poi scegliere le persone a cui dare la preferenza e scrivere quei nomi. Ecco, devono scrivere o 2 donne e un uomo, o 2 uomini e una donna, per evitare che il terzo voto venga annullato. Ecco, secondo lei, dal calabrese, quindi bisognerà votare innanzitutto Picerno, una donna, chi vota naturalmente per il Partito Democratico, e poi secondo lei chi scegliere tra i calabresi? Pirillo, Allarchi, Maiola. Adesso le creo un poco di difficoltà. No, ma questa è una scelta che appartiene ovviamente ai calabresi, non a me. Quello che io posso dire è che noi abbiamo una squadra di donne e uomini preparata, pronta, piena di entusiasmo, e che è pronta a vincere queste elezioni europee. Questo è quello che mi interessa. Poi ovviamente gli elettori calabresi valuteranno, insomma, sta loro insomma, non mi permetto di offrire consigli, sta loro come dire, l'onere di scegliere da chi essere rappresentati. Quello che confermo io è che tutti i candidati del Partito Democratico hanno come dire, le qualità, la competenza e l'intelligenza per poterli rappresentare bene. Come brava l'onorevole Picerno, non se la guasta con nessuno. Devo affrontare un discorso molto delicato. Lei sa che il sindaco di Verona Tosi ieri ha fatto una cosa gravissima. Ha fatto un'ordinanza sottoscritta dal sindaco che dice: evitate di frequentare i calabresi, non dovete andare in Calabria né per lavoro né per turismo, non dovete fare matrimoni con i calabresi, non dovete assolutamente, la nostra squadra non dovrà mai andare in Calabria a giocare nessuna partita di calcio. Purtroppo per adesso non la giocherà, perché noi non abbiamo squadre calabresi in Serie A. E in più ogni famiglia calabrese deve esibire il certificato antimafia. Dopo che ha fatto quest'ordinanza, siccome ha notato che qualcuno si è accorto e che l'ha sparata grossa, ha detto che è uno scherzo, un sindaco si può permettere di fare un'ordinanza come scherzo e di scrivere cose così gravi? No, non se lo può permettere, e qua mi piace riprendere un tema che per me è molto importante, che riguarda la qualità e la credibilità e la responsabilità di chi amministra la cosa pubblica. Basta con questi buffoni che continuano a offendere la dignità di tanti di noi, la dignità di cittadini, in questo caso calabresi, ma vorrei dire italiani, perché l'Italia è un paese, vorrei ricordarlo a questi signori, è un paese solo, che ne dicano, e insomma al di là di quello che pensano è così. Quindi io mi sento offesa quanto si sente offesa lei, e sono ovviamente solidale al popolo e ai cittadini calabresi. È una offesa razzista, chiamiamola
con il nome che merita, che va rispedita al mittente. Mi auguro che ci sia l'occasione di ricordarlo a Salvini, collega di partito di Tosi, che in questi giorni è in Calabria per fare la campagna elettorale. Volevo proprio dire questo, verrà Salvini in Calabria fra qualche giorno a fare il suo tour europeo e chiedere il voto, il consenso ai calabresi. E cosa dirà Salvini di fronte a questa ordinanza? E soprattutto Salvini, che ha proposto di vendere l'isola di Lampedusa, cosa dirà agli isolani? No, quello che gli andremo a chiedere, se vuole andiamo insieme, andiamo a chiedergli che cosa pensa. È evidente che insomma questa notizia si commenta da sola, da un lato l'insulto, l'offesa razzista, che non è la prima e non sarà nemmeno l'ultima, perché purtroppo la Lega Nord è una forza politica razzista che insomma che solletica gli istinti più bassi, insomma, che ci siano. Dall'altro lato però poi vengono a fare campagna elettorale. Secondo lei la possiamo far passare come uno scherzo senza che non ci sia invece un'azione forte istituzionale e politica nei confronti di Tosi e della Lega? Io penso che ci debba essere, penso che non possa essere considerata, ecco, uno scherzo e non se la possa cavare così il sindaco Tosi. Penso che la questione sia molto seria. Sono gli stessi che giocavano a rimbalzo del clandestino, sono gli stessi che hanno offeso l'intelligenza degli italiani più volte. Quindi ripeto, non è la prima, purtroppo non sarà l'ultima, ma noi non possiamo che ovviamente ribellarci, non possiamo che chiedere a Tosi di scusarsi, non con i cittadini calabresi, perché ci sentiamo offesi tutti, ci sentiamo offesi come italiani, perché è inaccettabile che vengano rivolte queste cose, queste parole offensive appunto ad una regione piena di cose belle come la Calabria. Allora si rivolga al presidente dell'ANCI, che peraltro è del PD, il sindaco di Torino, perché possa fare un'azione seria attraverso l'ANCI. Adesso passiamo ad altro. Lei in questi giorni è stata oggetto di polemiche, sì, per due dichiarazioni che ha fatto. Una rispondendo a Piero Pelù, che a Piazza San Giovanni il giorno del 1° maggio ha fatto il concerto e ha mandato strale invettive contro Renzi. E lei naturalmente non ha digerito, ha avuto l'incarico ufficiale, diciamo, di rispondere a Pelù e l'ha chiamato miliardario. Ecco, forse non è stata la risposta più giusta chiamarlo miliardario, perché voi con un altro miliardario vi siete seduti per fare riforme istituzionali, eppure non l'avete chiamato miliardario. Con un altro miliardario che ha governato per 20 anni e risposte forse al popolo italiano non ne ha data a sufficienza, e non l'avete chiamato miliardario. Non lo chiamate miliardario neanche quando continua in questa campagna elettorale ad offendere continuamente Renzi e il Partito Democratico. Ed allora qual è la differenza fra i due miliardari? Nessuna, no, meglio sì, c'è una differenza nel senso che uno ha governato malissimo il nostro paese e della causa, e parlo ovviamente di Silvio Berlusconi, della palude nella quale ci troviamo. L'altro è, io ho parlato di milionario, non di miliardario, ma comunque il concetto è lo stesso. L'altro ha offeso secondo me i cittadini italiani, io perciò ho replicato in maniera molto dura, perché considerare 80 euro, gli 80 euro che Matteo Renzi redistribuirà a 10 milioni di italiani a partire da maggio, chiamare quella cifra che per molti è importante elemosina, è un'offesa a chi campa con 1.000 euro al mese. Ed è per questo che è arrivata la mia reazione, perché qualcuno con quei 1.000 euro farà la spesa, se è single, qualcun altro ci andrà a mangiare una pizza, qualcun altro comprerà un regalo al proprio bambino. Certo è che in un'epoca di crisi come quella che viviamo, 1.000 euro netti all'anno, perché questa è la cifra di cui parliamo, sono una cifra consistente e restituiscono un po' di ossigeno agli italiani. Quindi chiamare questa cifra elemosina è un'offesa a chi campa con 1.000 euro al mese, e per questo che io ho risposto duramente. Ed peraltro devo dire ai nostri telespettatori che ci seguono con interesse, e credo che questa trasmissione la seguiranno con maggiore interesse, che il Censis in questi giorni dà ragione al Partito Democratico, a Renzi e in questo caso alla Picerno, perché dice: se questi 80 euro sono una riforma strutturale, cioè vengono dati non una tantum, ma rispondono ad un intervento strutturale continuo e annuale, innesca una crescita a livello nazionale che è paragonabile a circa 3-4 miliardi di euro. Esatto, e un incremento dei consumi pari al 15% in più.
che mi pare una cifra non da poco. Io voglio ricordare che in quest'epoca di crisi, da quando è scoppiata, diciamo così, la crisi economica e si sente in maniera più dura sulla pelle dei nostri cittadini, io voglio ricordare che chi ha avuto la flessione dei consumi più ampia sono state le famiglie dei redditi medio-bassi. Quindi noi vogliamo fare in modo che la crisi non colpisca sempre gli stessi. 80 euro in busta paga ai redditi fino a 1.500 euro, io lo voglio dire ai cittadini calabresi che ci stanno seguendo, se guadagnate meno di, fino diciamo così a 1.500 euro, Euro lordo netto. nette, cerchiamo di essere chiari, sono 80 euro netti in busta paga e sono una riforma strutturale, cioè ce l'avranno sempre, che pari, anzi è di più e molto di più di tutto quello che si è mai fatto. Questo è il paese nel quale sono stati tutelati gli scudi fiscali, i ricconi miliardari, e in cui sempre i soliti hanno pagato le tasse. Per la prima volta noi diciamo chi ha sempre dato deve ricevere qualcosa, e abbiamo messo nella busta paga di questi italiani 80 euro al mese, che è una cifra, provi a chiedere, non ai miliardari, ma chi guadagna 1.000 euro al mese e vede che cosa le dicono. Beh, certo, certamente è una risorsa importante. Lei ha dichiarato che con 80 euro fa la spesa per 2 settimane. Sì. Ecco, io credo che molte persone la trovano d'accordo su questo, però magari andando ai discount. Non è così, guardi, io ce l'ho qua lo scontrino. Ecco che abbiamo fatto la fotocopia, gliela consegno così se la incornicia pure lei, visto che è lo scontrino più fotografato e discusso del secolo. Esatto. E qua la catena in cui non la facciamo, lo diciamo, se no facciamo pubblicità, però può vedere da sé che non è un discount. È una bella lista di spesa. Esatto, quindi io poi ovviamente sa cosa, io vengo da una famiglia nella quale io non sono figlia di papà, non sono figlia di ricchi milionari, e mia mamma mi ha insegnato a fare la spesa e a fare i conti. Quindi io le assicuro e confermo che insomma, io almeno, poi dipende da quello che si mangia, se pasteggi a ostriche e champagne, ovviamente non ce la fai. Se paghi, come fa Berlusconi, i fagiolini 80 euro al chilo, non ce la fai. Se però sei una persona normale che abita il pianeta Terra e vivi appunto e lavori normalmente e vivi in una cittadina come quella in cui ci troviamo, ce la fai tranquillamente, ecco. Senta, dicono tutti a Renzi è quello che fa troppi annunci, poi alla fine non riesce a racimolare tutto quello che dichiara, tutto quello che vuole ottenere, e quindi si è fermato solo agli 80 euro, riforma istituzionale, riforma del Senato, legge elettorale, eccetera, eccetera. Che succederà? Tutte bugie, lei ha detto una serie di bugie che io contesto e lo dimostro anche, nel senso che accanto agli 80 euro che, come dice il Censis, incrementeranno i consumi, quindi è una misura che serve a far riprendere il paese, abbiamo un'altra misura importante che è la riduzione del 10% dell'IRAP, per esempio, se vogliamo parlare di misure economiche. Che cos'è la riduzione del 10% dell'IRAP? Perché magari chi ci ascolta non ci capisce bene, è la riduzione delle tasse su chi crea lavoro. Cioè, siccome noi vogliamo che il tasso di disoccupazione in questo paese scenda, siccome per noi è un incubo quelle cifre di quei ragazzi che non riescono a trovare lavoro in Calabria, come nel resto del paese, sono un vero e proprio incubo, noi abbiamo detto a chi crea lavoro, gli abbiamo detto: ti diamo una mano, ti veniamo incontro, ma tu hai la responsabilità di creare occupazione e di creare lavoro, proprio per permettere a questo paese di crescere. Accanto a questo abbiamo le riforme istituzionali, non so se abbiamo il tempo di parlarne, ma abbiamo la riduzione anzi la cancellazione di 315 stipendi dei senatori, la trasformazione del Senato, abbiamo insomma la legge elettorale nuova, insomma una serie di misure che consentiranno anche dal punto di vista istituzionale a questo paese di essere diverso, insieme il taglio dell'auto blu, insieme allo stipendio, al taglio e al tetto per gli stipendi dei super manager, eccetera eccetera eccetera. Potrei parlare fino a dopodomani mattina di misure già adottate. Certo, naturalmente queste sono le cose che almeno ancora non tutte sono state portate a casa, ma si spera di poterle centrare almeno.
Guardi, gli 80 euro, la riduzione dell'IRAP è cosa fatta, così come il decreto lavoro e molte altre cose. Dopodiché è chiaro che per le riforme istituzionali c'è bisogno dei tempi tecnici per poterle fare. Siamo in un paese in cui esiste il bicameralismo perfetto, come lei sa, quindi nel caso di modifiche si rimpallano le leggi, però quello che posso confermare è la volontà assoluta, decisa e forte del governo Renzi di andare avanti. Preciso solo un altro aspetto, perché lei dice un sacco di annunci e però non tutto avete ancora fatto. Possiamo ricordare ai cittadini che ci ascoltano che il governo Renzi è in carica da 2 mesi? Beh, questo sì, Ecco, è vero. perché siccome per 20 anni non è stato fatto nulla, ci abbiamo avuto Silvio Berlusconi che in 20 anni non ha portato a casa un risultato. Abbiamo un ragazzo di 39 anni che si chiama Matteo Renzi che in poco più di 2 mesi ha rivoluzionato questo paese, e questo è un merito di cui secondo me bisogna dare atto. Sente, le dicerie di corridoio, non si sa se sono vere o no, o se risultano a concretezza, che i papaveri della burocrazia parlamentare cercano di mettere ostacoli perché questi provvedimenti non aggiungono il proprio obiettivo. Voi cosa dite a questo proposito? Ma che un po' ce l'aspettavamo, diciamo così. È chiaro che abbiamo una resistenza. Quindi non è vero che non ci sono le coperture come dicono loro, ma invece tutto sta andando regolarmente. Guardi, le coperture sono state anche snocciolate dal Presidente del Consiglio in più occasioni, se vuole gliele ripeto pure io, insomma, ma io dico che il dato incontrovertibile è che da maggio questi 80 euro, quindi maggio è tra, diciamo, pochissimo, siamo arrivati, quindi tra pochi giorni avremo la prova se dice la verità Matteo Renzi e il Partito Democratico e Pina Picerno, oppure se dicono la verità gli altri, i conservatori, perché è evidente che ci sono una serie di conservatori in questo paese che vanno dal Movimento 5 Stelle passando per Forza Italia, che non vogliono il cambiamento, che non vogliono che questo paese cambi, e noi alla faccia di tutti i conservatori vecchi e nuovi cambieremo le cose per davvero. Senta, c'è una dichiarazione di Renzi sul Corriere della Sera che ha detto: io non voglio cambiare tutto, ma voglio cambiare tutti, che ha creato imbarazzo e qualche scontento. Perché imbarazzo? Io penso che la cosa fondamentale che bisogna cambiare è un certo atteggiamento nei confronti della politica, della cosa pubblica. Quindi noi abbiamo bisogno di un cambiamento anche culturale. E questo è quello che intende fare Matteo Renzi, il Partito Democratico, e che stiamo facendo. Perché la Picerno vuole andare in Europa e non restare parlamentare nazionale? Beh, io voglio andare in Europa per portare in Europa tutte le cose belle che sono presenti nel nostro territorio. Il Sud è una riserva strepitosa di cose belle che sto attraversando in questa campagna elettorale. Quando parlo di bellezza parlo di luoghi, ma parlo anche di storie, di creatività, di voglia di fare, di calabresi che si sono rimboccati le maniche e che hanno creato da soli imprese. Ecco, è questo mezzogiorno che io voglio sostenere e aiutare da lì, da Bruxelles, dove è più facile aiutarlo per i fondi strutturali, per tutte le cose che conoscete, e che voglio, diciamo, portare con me a Bruxelles. Spero di farcela, insomma, ma questo dipenderà ovviamente dagli elettori calabresi. Io mi fido di loro e gli chiedo ovviamente un aiuto. Naturalmente non solo dagli elettori calabresi, ma di tutto il Sud. In bocca al lupo. Crepi il lupo.